Dovrebbe essere ultimato ad ottobre il ponte Bailey, che consentirà ai veicoli l'attraversamento del Piave nei 10 mesi di chiusura per il restauro del ponte della Priula, un ponte provvisorio in acciaio un po' più corto e parallelo all'attuale, che con 2 bretelle stradali consentirà il bypass del vecchio ponte durante la ristrutturazione. Oggi il sopralluogo del presidente della Regione Veneto e del presidente dell'ANAS al cantiere sul Greto del fiume. Stiamo costruendo la passerella, l'obiettivo è arrivare per ottobre per l'attivazione, l'inizio di attivazione della passerella provvisoria in ponte Bailey. Questo consentirà di deviare il traffico sul passaggio provvisorio e iniziare a intervenire in modo pesante sul impalcato del ponte originario. I lavori sul ponte, gravemente danneggiato dall'azione dell'acqua, prevedono un allargamento della carreggiata di 3,20 m con la realizzazione di una pista ciclabile per ogni senso di marcia, il consolidamento delle fondazioni, l'installazione di dispositivi antisismici. I lavori dovrebbero concludersi nell'agosto del 2018. Con il riposizionamento degli storici parapetti, l'estetica del ponte resterà invariata. Gli inevitabili disagi alla circolazione saranno solo in parte attenuati dalla realizzazione della viabilità provvisoria con il ponte Bailey, che garantirà la transitabilità della Pontebana tra Susegana e Nervesa della Battaglia, con deviazione sul Greto nord del fiume. L'ipotesi di liberalizzare la A27 tra Conegliano e Treviso Nord, così da alleggerire il traffico sulla Pontebana, viene stoppata dal presidente Zaia. L'autostrada è in mano a un concessionario al quale non è che possiamo dire apri i caselli ed oggi diventa libera. E in questo paese non si fa così perché c'è la democrazia, c'è il rispetto delle leggi. E è una buona idea, magari, come si può dire, mutuabile anche per altri progetti, ma non ora.